Siamo riusciti intanto a consegnare ai ragazzi la preziosità della lettura, perché il Dipartimento di Scienze Umanistiche è riuscito a coinvolgere i ragazzi proprio nella lettura di un romanzo e a incontrare poi l'autrice del testo. È stato un momento molto bello e significativo perché appunto hanno potuto attingere direttamente dalla fonte. È un incontro voluto dal Dipartimento e ovviamente la nostra dirigente condivide sempre le iniziative che nascono all'interno della scuola e soprattutto dei dipartimenti. Una storia sempre attuale perché è una storia di violenza sulle donne, racconta la storia di una ragazzina che subisce violenza e che il frutto di questa violenza è una gravidanza. E questa gravidanza poi però viene, da questa gravidanza nascerà un amore con il ragazzo che invece l'ama da sempre e che decide di vivere con lei nonostante appunto la gravidanza. È una storia che lascia, diciamo che ci immerge nelle radici del passato perché è una storia che è avvenuta tantissimo tempo fa, una storia vera che affonda appunto le radici nel nostro passato ma che purtroppo al giorno d'oggi può anche essere attuale. I ragazzi sono stati meravigliosi, ogni volta che io vado nelle scuole è sempre una grande emozione, loro mi tempestano di domande, mi raccontano mi chiedono proprio di spulciare il libro nei minimi particolari, è sempre davvero una grande emozione. Io approfitto di questo spazio per ringraziare tantissimo Lucia, la dirigente, la vicepreside, tutte le colleghe che hanno voluto la mia presenza. Io sono sempre emozionata perché vedo nei ragazzi veramente la voglia di leggere. Quando si parla di cultura io ci sono sempre.